L'Italia dei Valori correrà da sola alle elezioni europee del domenica prossima. Ad Ancona è stato presentato il programma elettorale alla presenza del segretario nazionale Ignazio Messina, capolista in tutte le circoscrizioni, e dell'unica candidata marchigiana Ninel Donini. Riccardo Milletti. Europei, non tedeschi, è lo slogan dell'Italia dei Valori per le elezioni europee del 25 maggio prossimo. Siamo una forza moderata, attacca il segretario regionale del partito Ennio Coltrinari in conferenza stampa ad Ancona, ma chiediamo a gran voce più equità. Le priorità le indica il segretario nazionale Ignazio Messina, lavoro con l'istituzione di un contratto unico europeo per azzerare le diseguaglianze di retribuzione ed equa tassazione delle imprese. Gli obiettivi sono: primo, dare modo ai lavoratori italiani di avere gli stessi diritti dei lavoratori europei; secondo, una fiscalità europea, piccole e medie imprese italiane tassate come le imprese europee e non 3 volte, il 63% in Italia e il 21% negli altri paesi. Unica candidata marchigiana è Ninel Donini, psicologa di Cagli con una lunga esperienza amministrativa alle spalle come consigliere provinciale di Pesaro e Urbino e consigliere regionale. Slogan della sua candidatura è un'Europa amica. Un'Europa amica perché, come le amiche, l'Europa deve preoccuparsi di come stanno i paesi che la compongono, come un'amica può anche rimproverare quando si fanno azioni sbagliate, ma non deve essere un rimprovero cattivo. L'obiettivo deve essere non punire ma aiutare a migliorare. L'appello a votarci, ha concluso Messina, è soprattutto per quel 10% di italiani che ci ha già dato fiducia nel recente passato e che in parte è stato deluso. Il partito è pronto a rappresentarli e chi era dentro l'IDV soltanto per prendere è stato cacciato.